Dottor De Medici, si punta molto sull'innovazione, sul digitale nella costruzione di questo piano partecipato. Quanto è importante la nuova tecnologia, quanto è importante appunto il digitale nella gestione del turismo, nella proposizione di questo piano? Allora, il digitale sta diventando ormai uno strumento quasi quotidiano. Il problema del digitale non è tanto nella tecnologia che si evolve a velocità impressionante, ma nella capacità di produrre contenuti. Dobbiamo essere più veloci, dobbiamo sostituire a materiale statico video, dobbiamo imparare a creare una sorta di piano e palinsesto delle attività e dei calendari, dobbiamo metterli in rete in lingua inglese in modo tale che ci siano molte più persone capaci di capire quali sono le opportunità, e poi dobbiamo imparare sempre su questo, come stiamo facendo con un progetto in Confindustria, ad integrare le filiere. Quindi adesso stiamo lanciando proprio su questo tema un progetto insieme con l'agroalimentare presieduto da Boscaini a Verona, e cerchiamo di avere sulla destinazione del cosiddetto Epicurean, quindi tutto quanto il mondo del cibo, del vino e del gusto, un incrocio con l'hotellerie.